Dai, usciamo ragazzi. Venite. Stefano.
Ma è 4, no? No, è 5 e 4. Molto violento. Ma chi sei che tu che il code Mariano a una passata? A me può sembrare Già ci salvato. Ancora non la so, via, via, via. Sì, ti stavano facendo, ti stavano facendo. Questa è la prima partita che mi vedo per l'anno scorso c'eri in giù e noi ti arrivavamo un po' di pronto perché stavamo facendo tutto Amici di Sportisti e appassionati di calcio, ben trovati al campo sportivo Boncore di Palermo. Si affrontano Monreale e Parmonval per il campionato regionale juniores girone B per quello che riguarda la provincia di Palermo. Si affrontano due squadre che almeno sulla carta hanno la ghiotta opportunità di giocarsi un posto in vetta al proprio raggruppamento. Per il momento al comando c'è il Resuttana San Lorenzo, in virtù soprattutto del fatto che la squadra guidata da mister Roberto Magliocco deve ancora fermarsi in quelle che sono le ultime 6 giornate di campionato. 5 ne mancano dopo questa, dopo la numero 17, che è quella che stiamo per vivere, dopo gli ultimi 5 incontri. Resuttana San Lorenzo che deve ancora osservare 2 turni di riposo, a differenza ad esempio della Monreale che ne deve osservare uno, mentre Parmonval di fatto già esaurito i suoi jolly, per così dire. Squadre disposte al centro del campo, pronte per iniziare questa partita. Primo pallone per la Parmonval, a breve anche la lettura delle formazioni, mentre inizia Monreale Parmonval. Mettetevi comodi per assistere a questo big match con la squadra ospite allenata da mister Aldo Bellingardo, che perde subito il controllo della sfera e c'è subito un'opportunità con Seidita che cerca di liberarsi, viene però fermato. Poi palla che si perde in fallo laterale. Allora a breve la lettura delle formazioni, partendo da quella di casa. Qui la palla che si perde nuovamente in fallo laterale. Allora le formazioni, partendo proprio dal Monreale di mister Giuseppe Di Gaetano, che schiera in porta Cannella, poi in ordine numerico con il 2 Follari, con il 3 Giaimo, con il 4 Randazzo, con il 5 Davì, con il 6 Carlino, con il 7 De Cofano, con l'8 Stefano Parlato, con il 9 Costantino, con il 10 Campanella e con l'11 Seidita. Qui intanto attenzione all'avanzata dall'altra parte, buona la chiusura di Giaimo per l'uscita di Cannella. Parmonval che risponde con Brocco tra i pali, poi sempre in ordine numerico con il numero 2 Sana Litro, con il 3 Chifari, col 4 Russo, col 5 Fiore, col 6 Procida, con il 7 Calò, con l'8 Favata, col 9 Molinini, col 10 Mutolo, con l'11 quello che è il bomber della squadra della Borgata Marinaro, ossia l'Abate.
squadre che si presentano a questo scontro diretto con una sola lunghezza di ritardo, una sola lunghezza di distanza, anzi 3 lunghezze di distanza, e una in realtà la lunghezza che tiene il Monreale fuori dal primo posto, perché sono 32 punti del Resuttana, 31 quelli della squadra oggi in casa, mentre sono invece 28 i punti accumulati dalla Parma, che ricordo ha giocato una partita in meno, ne ha giocate 12, ne ha vinte 8, ne ha pareggiate 4, ancora imbattuta la squadra di Aldo Bellingardo. Dall'altra parte Monreale, che invece ha vinto 10 delle 13 partite disputate, ha perso solo 2 volte in stagione, una delle quali proprio un girone fa al Francolo Monaco di Palermo, un 3-0 senza ammissioni di repliche. Nulla ha funzionato quel giorno per la squadra, che fino a quel momento era non solo imbattuta ma a punteggio pieno. Nel frattempo un solo pareggio ottenuto qui in casa al Boncore contro il CUS Palermo, e infine la battuta d'arresto di un paio di settimane fa contro il Resuttana San Lorenzo al campo della Panormus. Vabbè, c'è un pallone da rete, faccio il lavoro là. Intanto prova a tenere il pallone in campo e ci riesce in qualche modo Parlato, che poi la rigioca per vie centrali. Randazzo apre dove c'è il movimento di Campanella con il cross sul primo palo. Facile la presa da parte di Brocco. Tanto palla lunga, colpo di testa di Giaimo in anticipo su Molinini. Molinini e l'Abate, sicuramente 2 giocatori da tenere d'occhio. Intanto c'è un fallo ai danni di Stefano Parlato e calcio di punizione in favore del Monreale. Non controlla Randazzo, alla disposizione della Parmonval, anche se qui l'Abate viene fermato da Follari. Poi c'è l'avanzata con il tocco in mezzo per Calò, che poi ci prova e trova il gol dopo 4 minuti. E avanti la Parmonval con il gol di Calò, col primo tentativo che non era andato a bersaglio, il secondo invece sì, e mette la palla all'angolino alla destra di un incolpevole Cannella. Partenza a handicap per il Monreale, che dunque va sotto nel punteggio. Ha già perso palla la squadra di casa, e c'è il rinvio da parte di Antonino Brocco, che va alla battuta lunga oltre il centrocampo. Colpo di testa di Stefano Parlato, che però mette il pallone in fallo laterale per una rimessa che sarà per il Monreale, anzi per la Parmonval ovviamente, con Sanalitro che va ad effettuarla lunga, troppo lunga. E palla che si perde fuori con la rimessa in realtà di Chifari. Sanalitro agisce dall'altra parte. Altro Parmonval che, come ben saprete seguendo anche le vicende del calcio dilettantistico, magari anche attraverso i nostri mezzi, ovvero sia il sito www.sportiferi.it e anche attraverso le nostre pagine Facebook e Instagram, oltre che sul canale YouTube dove pubblichiamo gli highlights delle squadre nostre partner. Parmonval che sta giocando il campionato d'eccellenza, si trova in ultima posizione, però sta dando, come ha spesso fatto negli ultimi anni, molto spazio a elementi giovani che poi vanno a comporre anche la formazione juniores, peraltro con buoni risultati ovviamente per quella che è la crescita dei ragazzi. Intanto calcio di punizione per il Monreale, che cerca di reagire. 6 minuti 10 secondi e punteggio che è già cambiato da un paio di minuti grazie alla rete di Antonio Calò. Calcio di punizione del quale si occupa Campanella, numero 10 per lui, puntello importante oggi quello del numero 10, uno dei pochi 2004 a disposizione di mister Di Gaetano
mette in mezzo questo pallone, l'uscita di Brocco sicura ed efficace, fa salire i compagni. Il numero 1, dicevo, dei classe 2004 in campo per il Monreale, in realtà ce ne sono soltanto 2, l'altro è il portiere Cannella. Per il resto solo ragazzi classe 2005, nessun 2003, a differenza ad esempio magari di una Parmonval che schiera 2 elementi del 2003, ovvero sia Procida e Mutolo. Intanto mette in fallo laterale De Cofano, dunque un fallo laterale per la Parmonval con Sanalitro con le mani a vuoto. De Cofano, palla per l'Abate che prova a muoversi tra le linee, ancora l'Abate, la sportellate con Follari che lo chiude in fallo laterale, rimane a terra Roberto Follari. C'è un fallo laterale per Sanalitro, praticamente un corner con le mani considerando la breve distanza dall'area di rigore. Battuta verso il centro, colpo di testa di Randazzo, piccolo in campo, poi De Cofano la gioca per Stefano Parlato che viene chiuso da Molinini, poi rimessa in favore della Monreale con Parlato che lascia l'incombenza a Follari. Follari su Randazzo che la gira di prima verso Parlato, spinto da dietro, calcio di punizione per il Monreale. Giù uno degli elementi più rappresentativi dell'11 di mister Di Gaetano. Ancora un po' di luce naturale qui a Palermo. Vediamo partita iniziata con 20 minuti di ritardo causa la concomitanza di un'altra partita disputata qui al Boncore prima di quella attualmente in corso che vi stiamo raccontando. Mentre torniamo in cronaca con questo calcio di punizione. De Cofano scappa via, la palla per il cross di Parlato, colpo di testa a mettere fuori. Vediamo chi c'è sulla ribattuta, Seidita che non riesce a calciare con convinzione. Giaimo di testa dopo il rinvio dalla difesa della Parmonval che ancora una volta ribatte. Allora occhio alla partenza da parte del numero 8 Favata che però non riesce ad involarsi verso la porta. Batte lungo Giaimo, c'è lo scatto di Costantino prova ad arrivare, in qualche modo anticipa Brocco che però la fa scorrere. È la palla che si perde così tra le braccia di Brocco. Può rimettere in gioco il pallone con le mani al rinvio, palla che arriva dalle parti di Molinini, la girata di quello che è a tutti gli effetti un ex Molinini che fino all'anno scorso ha militato nel Monreale quando la società ha militato nel calcio dei grandi, per così dire, nel campionato d'eccellenza. Poi la scelta di dedicare la propria attività al settore giovanile sia nel campionato juniores che nei vari campionati dagli allievi in giù. Molinini così ha proseguito la sua avventura a Palermo, ma un po' più in là, un po' più verso il mare, per così dire, verso il lido offerto dalla Parmonval, complice anche le difficoltà di questa stagione. Ha avuto anche tanto spazio in prima squadra, ha segnato qualche gol. Gabriele Molinini, classe 2004, batte lungo da V, prolunga Seidita, poi riesce a spazzare Fiore, ancora per attacco vivo, sempre con Seidita che porta avanti il pallone. C'è l'intervento ai danni di Parlato, l'arbitro lascia giocare per il vantaggio De Cofano. Tiro respinto, sarà calcio d'angolo, ma qui reclamavano un intervento del direttore di gara perché comunque un calcio di punizione dal limite
può essere chiaramente un vantaggio rispetto a un attacco a difesa schierata. Nel stato di questo avviso l'arbitro, che ha comunque concesso calcio d'angolo, si è rialzato, parlato. Occhio alla battuta di questo tiro dalla bandierina, con la palla che spiove sul secondo palo di testa 6 dita, non trova la porta in quello che è uno dei primi tentativi di una certa rilevanza nell'attacco della Monreale, che si sta comunque rialzando dopo il gol a freddo. Invio di Brocco, di testa a Jaimo sulla testa di Molinini, poi Carlino anticipa Mutolo, campanella in avanti per la corsa di Costantino che incertica, palla messa fuori da Procida, la tiene in campo Chifari che va a lungo, di testa David, poi Follari prolunga sempre di testa, non vuole rischiare la giocata, palla che però finisce tra i piedi dei giocatori in maglia blu. Chifari sbaglia il tocco, allora Randazzo per Carlino che allarga bene per De Cofano però non può arrivare, di testa Carlino, adesso De Cofano con spazio perché era salito Sanalitro, poi prova ad arrivare senza successo 6 dita, si libera bene del pallone qui Mutolo, innesca la ripartenza dei suoi compagni anche se rallenta Molinini prima di cambiare gioco. Chifari sbaglia, Randazzo alza questo pallone dalle parti di Costantino e di Parlato, poi altro pallone alzato a campanile alla difesa del Monreale, della Parmoval, di testa David, poi altro rilancio, questa volta da parte di Russo, e poi c'è contatto falloso, fallo di Calò su Randazzo, punizione Monreale già battuto. Poi altro contrasto duro, altro fallo, questa volta su Campanella, altro fallo di Calò. E punizione nella tre quarti avversaria per il Monreale. Ricordo che stando così le cose, il gruppo di mister Bellingardo andrebbe ad agganciare a quota 31 il Monreale a -1 dal Resuttana San Lorenzo che ha giocato una partita in più rispetto al Monreale, 2 in più rispetto alla Parmoval, quindi potenzialmente alzerebbe al comando proprio la squadra di Bellingardo qualora dovesse sfruttare le partite ancora da giocare. Occhio a questo calcio di punizione con la palla che viene calciata direttamente in porta, non sorprende però Brocco, battuta lunga di Brocco a cercare l'Abate, scavalcato dal pallone, interviene David che controlla e calcia, prende in pieno Randazzo, poi De Cofano al recupero, ancora De Cofano, spalla alla porta, forse strattonato da Russo, l'arbitro fischia forse con un attimo di ritardo. Molto spezzettato il gioco, tanti falli commessi soprattutto dai giocatori in maglia blu. Qui Jaino, Parlato, scambia con Carlino, può avanzare il numero 8 che gioca questa palla in profondità alla ricerca di Costantino, buona l'uscita da parte di Brocco, superato da quasi 30 secondi il primo quarto d'ora di gioco, il punteggio lo vedete, premia la Parmoval di mister Bellingardo, che ricorda andata in gol per chi si fosse messo solo ora in visione in ascolto, segnata al 4° minuto con un tiro a giro di Calò, con la rimessa per David, batte lungo David, buona la sponda di 6 dita per l'avanzata da parte di Costantino. Costantino cerca la palla dall'altra parte, trova Parlato in area, la sterzata, Parlato, il tiro col destro, la palla sul palo, poi c'è la ribattuta, chiusa dall'intervento di Fiore, il salvataggio del numero 5, occasione ghiotta per il Monreale che insiste, il tiro da parte di Costantino, col direttore che fischia.
direttore di gara che ha fischiato un fallo in gioco pericoloso, quindi punizione in diretta. Da capire il verso del fallo, ma credo che questo sia uno dei primi casi in cui viene assegnato una punizione in diretta per un fallo in area di rigore. È entrata da calcio di rigore che il direttore di gara trasforma in un calcio di punizione in diretto. Quando calcio di punizione in diretto viene fischiato soltanto in alcuni casi, vedi il retropassaggio volontario raccolto con le mani. Comunque, torniamo in cronaca. Siamo qui per raccontare e non per dare opinioni, anche se come sempre lasciamo parlare le immagini. Calcio di punizione sul pallone Campanella, che riceverà presumibilmente il tocco. Il direttore di gara che alza il braccio, sì, calcio in 2 tocchi. Campanella decide di deciderla lui e lo fa con un super gol, quello che vale l'1-1. Gol stupendo del numero 10 che onora la maglia che porta e soprattutto riequilibra la situazione. 1-1 al Boncore. Super gol da parte di Marco Campanella. Intanto le proteste da parte di entrambe le panchine, con il direttore di gara che va a riprendere, anche mister Di Gaetano va a cercare di placare un po' gli animi sulla panchina avversaria. L'arbitro fa riprendere il gioco da circa un minuto e di nuovo in equilibrio lo scontro diretto della Boncore. Ha pareggiato Marco Campanella con un superbo calcio di punizione che si è spento sotto l'incrocio. Qui Davì accompagna all'uscita in maniera regolare Favata. Riprende dal fondo il Monreale proprio con Davì. Tanto il contatto falloso di Calò, già il quarto fallo, se ho contato bene, commesso dal numero 7. Il direttore di gara che ancora non prende provvedimenti disciplinari sul numero 7 della Parmiglia. Stiamo in fase noi! Si rialza Campanella. Punizione battuta. Jaimo batte lungo, cerca 6 dita, chiuso bene da Fiore, poi allontana Chifari. Colpo di testa alla fine di Follari in fallo laterale. Altra palla spazzata, questa volta da Randazzo direttamente sulle auto parcheggiate qui al Boncore. La rimessa di Sanalitro direttamente verso l'area, colpo di testa di Follari, dove però arriva Calò che viene fermato. Poi sportellate che vedono alla fine Chifari costretto a rinviare. Palla direttamente in fallo laterale. Davì calcia più lontano che può e porta i suoi a salire. Chifari di testa, poi rialza il pallone parlato, colpo di testa di Fiore, poi interviene da Karateka Randazzo ma perde palla. Allora attenzione all'avanzata, l'inserimento da parte di Labate sul fondo. Occasione ghiotta qui per Rosario Labate che spreca.
rilancia David, palla che rimbalza dalle parti di Costantino che non riesce a agganciare, poi mette in fallo laterale Sanalitro, rimessa per il Monreale con Follari che avanza al piccolo trotto per andare a battere. Qui Costantino che va a giocare con gli stinchi degli avversari, poi la palla giocata in avanti per l'Abate, taglia fuori da parte di Follari, è rimessa per il Monreale con proprio il numero 2, oggi capitano. Colpo di testa, poi quello di Sedita che prova ad autolanciarsi, viene fermato in fallo laterale dall'intervento da parte di Procida. Si porta in avanti la squadra di Di Gaetano che ha ritrovato ritmo, ha ritrovato fiducia e ha trovato anche i frutti. Quella è stata una crescita costante dopo il gol realizzato da Calò con il pareggio di Campanella. Qui colpo di testa da parte di Chifari, insegue il pallone Carlino che si complica la vita e allora decide quantomeno di calciarlo più lontano che può, fallo laterale. Con la battuta di Chifari, di testa Jaimo, sempre puntuale. Poi arriva Follari prima di Labate, palla in avanti, prova a inseguirla Costantino che ha la meglio su Sanalitro, il quale usa l'esperienza per negargli la ricezione. La palla finisce fuori per un fallo laterale in favore del Monreale, superata, anzi ovviamente fallo laterale in favore della Parmaval, superata la metà del primo tempo, 23 minuti 26 secondi, con il Monreale che ritrova il pallone, sponda di 6 dita, troppo lunga però per Costantino, agevole l'uscita per Brocco. Brocco che va più lungo che può, cercato Molinini che va allo scontro con David e poi spazza via senza fare troppi complimenti Carlino. Russo la allarga su Chifari, palla in avanti, Molinini spalla alla porta contro David che non riesce a portargliela via. Calò con il cross, l'Abate sull'uscita di Cannella, poi ancora l'Abate non riesce a calciare, la palla è ancora lì, c'è poi il colpo di testa sopra la traversa da parte di Russo. Ha un po' dormito in questa circostanza la difesa della Monreale, non ha punito però prima l'Abate poi Russo. Battuta direttamente in fallo laterale da parte di Cannella, un po' in sofferenza in questa mini fase il Monreale. Sta giocando! Arbitro! La rimessa da ribattere con Chifari, la sponda di Labate a cercare Molinini che spalla alla porta, lotta, forse subisce anche una trattenuta ma si gioca. Carlino per De Cofano, in avanti subito De Cofano, la palla che diventa buona per Costantino che la apre su Parlato, il destro di Parlato, blocca Brocco. Qui Brocco non ha badato ai fronzoli, concreto nel suo intervento. Follari, poi palla rilanciata in avanti dalla Parma, palla che però sbaglia con Favata, colpo di testa da parte di Procida, quello di Jaimo, poi un colpo di Mutolo su Campanella, numero 10 a confronto, alla peggio a livello fisico in questo caso nello scontro quello del Monreale. Di gara che almeno per il momento mantiene immacolata la voce relativa ai cartellini. Partita nel complesso corretta ma con tanti interventi abbastanza duri che il direttore di gara però non ha voluto sanzionare. Calcio di punizione di Randazzo verso l'area di rigore, interviene la difesa con Fiore, poi spazza via senza fare troppi complimenti Russo
E palla che arriva direttamente dalle parti di Cannella. Cannella la fionda con le mani verso Parlato. De Cofano può metterla giù. Lancio in avanti per la corsa di Seidita. Seidita chiuso con la palla che viene scortata direttamente in fallo di fondo, con la palla a disposizione ancora di Brocco. Rilancio del portiere della Parmonval a cercare Molinini, colpo di testa di Giaimo, poi Carlino al duello aereo perso con Favata. Molinini, ancora Favata, tocco per Russo, adesso prova a subentrare ma viene fermato Calò. Parlato, prova a farla passare Seidita, la tocca per ultimo Fiore, che decide di mettere direttamente in fallo laterale. Fissa Giaimo, lancio lungo, il controllo di Seidita, non arriva Costantino perché lo anticipa Sanalitro, poi Monreale che può gestire dalle retrovie il pallone. Davi, Follari, cerca De Cofano, palla troppo lunga però, quel colpo di testa da parte di Labate per la corsa di Favata, anticipato da Davi che esce in maniera elegante. Scambio con Parlato, ancora Davi di testa, Campanella la gira in verticale, non può arrivare Costantino ma c'è De Cofano ad alimentare ancora l'azione. Seidita, spalla alla porta, fermato Randazzo con il cross a vuoto in due nella Parmonval, poi Campanella, intervento di Chifari, rimessa per il Monreale. Cos'è deciso il direttore di gara? Qualche urlo di disapprovazione in casa Parmonval, ma qui difficile capire se ci sia stato o meno l'ultimo tocco da parte di Marco Campanella, con la palla che adesso verrà rimessa in area con le mani, colpo di testa da allontanare, poi De Cofano raddoppiato, riesce comunque a scaricarla con il cross di Carlino che rimbalza davanti a Brocco. La prende in due tempi il portiere della Parmonval, che fa salire ancora i compagni prima di battere lungo. Davi, Randazzo, la gira di prima ma c'è Mutolo. Mutolo prova a girarsi, lo fa bene, servendo Chifari che però torna da quella parte. Colpo di testa di Davi, poi Mutolo lotta ma la perde ancora con Davi. Favata, alza questo campanile, colpo di testa ancora di Davi, dove c'è però Calò. Calò al contrasto, il fallo. Fallo su Calò, secondo il direttore di gara, fallo commesso secondo il direttore di gara da Carlino. E punizione dal limite con Russo che se ne va a incaricare col sinistro. Ci sarà il tocco. Il fischio, il tocco per il tiro che si va ad insaccare sotto l'incrocio e il gol segnato dalla Parmonval con Russo. Gran calcio di punizione che di fatto risponde a quello di Campanella di qualche minuto fa. Torna avanti la squadra di Bellingardo a punizione in due tocchi, risponde punizione in due tocchi, quello decisivo di Lorenzo Emanuele Russo. Torna a condurre il punteggio quella che alla vigilia di questa partita era la terza forza
nel girone B del campionato regionale juniores, almeno relativamente alla provincia di Palermo, e di fatto stesso kick-off dello 0-1 con il Monreale che ha cercato la palla lunga ma di fatto l'ha buttata via. Di testa De Cofano dal rinvio di Brocco, poi controllo di Campanella che passa al centro, 6 dita, lancia in avanti, poi corre Costantino in orizzontale, viene fermato, fallo laterale in zona d'attacco per il Monreale che ancora una volta è chiamato a reagire, ancora una volta è chiamato a rimettersi in carreggiata. Con la battuta di questo fallo laterale, colpo di testa, l'arbitro fischia fallo contro il Monreale. Dunque conseguente calcio di punizione a favore della Parmon Val. Con Brocco. Telungo. Vuoto qui Russo che poi va a intervenire a recuperare palla, chiude Follari, poi si lotta sulla linea laterale, l'ultimo tocco di Costantino. Altro intervento in difesa, questa volta di De Cofano. Intanto problema anche abbastanza evidente alla rete, che in questo primo tempo viene difesa da Cannella. Promozione, fino all'eccellenza, poi non professionista, quando sono professionisti. Professionisti, allora sembra tutto ok finalmente. Va bene così, signore. Va bene. Prego, no, pensavo che non ce l'avevo. Quanto manca? Cioè, ma era un punto al limite, dove potrebbe passare un tiro forte e potrebbe passare. No, mi ha detto il portiere che si è incazzato il 40. Non c'è un In diretta.
Ancora problemi, allora si ferma ancora il gioco. Ragazzi carini. Sembra tutto ripristinato. Allora, mettetevi tutti qua prima vogliono entrare tutti a giocare a campo. Intanto palla dentro, interviene Follari, altro fallo laterale, il replay dell'azione appena vista. Siamo stati fermi per circa 3 minuti, quindi sicuramente tutto recuperato. Colpo di testa di Follari. La palla non rimane in campo, altro fallo laterale, praticamente una specie di corner con le mani per il Monreale, che come vedete in grafica è in vantaggio per 2-1 sulla Monreale. Palla in area di rigore, Davi, in maniera regolare secondo il direttore di gara, anche secondo me, a dire la verità. Poi palla messa direttamente in fallo laterale, la successione dei gol con Calò che ha trovato dopo 4 minuti il gol del vantaggio, poi al 22esimo la punizione vincente di Campanella, alla quale ha seguito al 31esimo un'altra punizione vincente realizzata da Fiore. Intanto colpo di testa, Cannella! Super! Sulla bate, calcio d'angolo. Il volo d'angelo da parte di Cannella che nega il gol al cannoniere principe della Parmonval, che adesso però batte calcio d'angolo. Battuta sul secondo palo, quasi allontana la palla Calò, poi prova a ripartire Randazzo, l'arbitro fischia. Con Randazzo che stava partendo in contropiede e tra l'altro sbaglia 2 volte perché non ammonisce l'autore del fallo. Davi per il calcio di punizione, ha tanto spazio parlato, batte lungo, allontana Procida, poi Follari addosso a Molinini, avanza Molinini che va al tiro, palla fuori. Cannella corto su Davi, Follari, Davi. Se pressing la Parmonval, la palla alla fine giunge tra i piedi dei giocatori ospiti con Calò. Mutolo, ancora Calò, fermato da Carlino. Randazzo allora porta a spasso il pallone, cerca poi di lanciarlo verso Costantino, controllo deficitario di Sanalitro, rimessa Monreale. Rimessa per Roberto Follari, il capitano del Monreale, che cerca il lato corto, poi serie di batti e ribatti allontanano in qualche modo con Sanalitro i giocatori ospiti. Poi ottimo break centrale di Carlino che però non trova seguito nel lavoro dei compagni. Ancora Carlino a mettere in fallo laterale. Vabbè, io non ce la posso tirare, non ce la devi da solo. Capisci con la piccia? Io non ce la posso tirare fuori. Intanto guadagna qualche metro con esperienza Sanalitro. Parlare di esperienza a livello juniores fa un po' sorridere, però come detto sono giocatori che hanno anche più presenze, più apparizioni a livello, diciamo, di adulti. Parlare di professionismo ovviamente ben lontano, però giocare tante partite in un campionato come quello di eccellenza, che è salito molto di livello
negli ultimi anni sicuramente forma e forgia questi ragazzi. 3,5 più recupero, parlerei di eventuale ma di reale, visto che il gioco è stato fermo per 3 minuti circa per intervento di riparazione alla rete della porta alla sinistra della nostra inquadratura, con la difesa in questo primo tempo dal Monreale, che qui si difende da Molinini. C'è l'uscita di Cannella leggermente tardiva ma poi puntuale. De Cofano, controllo, ha il problema di girarsi, alla fine va da Follari che con lo scorpione va da Carlino, lancio lungo, contrasto, fallo di Parlato. Mi sento di condividere la scelta arbitrale. Punizione Monreale, punizione Parmonval con la palla battuta verso l'area, interviene Randazzo, poi Calò raddoppiato, il problema di uscire dal gorgo lo fa in qualche modo, trova il tocco di De Cofano, rimessa per la Parmonval. Molinini porta a spasso il problema di testa, lo chiude da via, altra rimessa in zona d'attacco per la squadra di Bellingardo. Sempre con Sanalitro verso l'area, di testa Jaimo, poi Carlino, Seidita prova a scortare il pallone, alla fine alla meglio Calò, uno sguardo al centro, di testa la bate e palla fuori. Batte lungo Cannella, colpo di testa da parte di Procida, poi a vuoto Seidita che poi si scontra con due avversari, spazza via ancora la difesa della Parmonval, di testa ancora la bate, ma dove non ci sono compagni da servire, e allora Cannella la rimette subito in gioco su Jaimo. Davi a spazio Follari, riceve, però il controllo non è perfetto, arriva comunque De Cofano che viene chiuso da Sanalitro. Rimessa per il Monreale che prova a stringere i tempi, ultimo minuto dei 45, poi vedremo a quanto ammonterà il recupero. Follari, De Cofano si gira e scarica, scambio con Randazzo, ancora De Cofano che avanza, riesce a giocarla in avanti subendo anche un colpo ma l'arbitro lascia giocare, ancora De Cofano, sbaglia il tocco, scontri in mezzo al campo, l'arbitro lascia giocare, Randazzo, Follari cerca Costantino, cerca Costantino, campo che finisce, rimessa per l'11 di mister Bellingardo, rimessa di Sanalitro, arriva Molinini, la palla giocata in avanti, la batte, sbilancia Follari, calcio di punizione, Jaimo va a lungo, non può arrivare Seidita, chi fai? Battuta lunga, Jaimo di testa, fallo di Molinini. Batte lungo Davi, palla che arriva da Seidita che scorre, poi Costantino riesce a agganciare, c'è poi il tiro e il pareggio ancora del Monreale, grande conclusione, palla sotto l'incrocio, 2 pari, il secondo pareggio del Monreale, una perla di assoluta grandezza da parte di Stefano Parlato. Gran gol di Stefano Parlato, di volée sotto l'incrocio dei pali, Brocco non può arrivare, gol pesantissimo nell'economia della partita perché arriva prima dell'intervallo di metà gara e soprattutto riporta in parità il risultato. Qui Monreale che deve difendersi, la batte però sbaglia, Carlino, Randazzo, chiuso
Poi ancora la chiusura di Russo, l'arbitro vede un fallo e calcio di punizione per il Monreale. 1 minuto e 40 secondi oltre il 45esimo. Sicuramente l'arbitro farà recuperare almeno 3 minuti, forse anche 4, visto che in occasione delle 2 punizioni vincenti di questa partita, quella di Campanella e quella di Russo, ci sono state un po' di perdite di tempo, un po' di proteste da una parte e dall'altra. Morocchi alla punizione, Randazzo sulla palla, tutti staccati sul secondo palo. Vedremo anche quali saranno i movimenti dell'attacco e della difesa su questo piazzato. Parte il Randazzo, secondo palo a cercare Seita e viene anticipato, poi Carlino non riesce a giocarla, allora prova a uscire, palla al piede. La Parmonval con la buona chiusura però da parte di Jaimo. Davi, De Cofano con metri da prendere, avanza De Cofano, tocco centrale per Carlino che in qualche modo la gestisce. Randazzo allarga ancora per De Cofano, De Cofano prova a stringere, mette dentro il pallone, chiude, in questo caso Procida che riesce a resistere anche alla pressione di Costantino, concede solo fallo laterale. Sta per scadere anche il terzo minuto di recupero, resta in attacco la squadra di Di Gaetano che con Follari andrà a rimettere in gioco il pallone possibilmente dentro l'area della Parmonval. Pallone che arriva, colpo di testa a mettere fuori e poi l'arbitro dice che basta così per il primo tempo. Un ottimo primo tempo, molto divertente, che si chiude sul risultato di parità 2-2 tra Monreale e Parmonval. 2 volte in vantaggio gli ospiti, prima col piazzato mancino di Calò, poi con la splendida punizione da parte di Russo. 2 volte ha impattato la squadra di casa, prima col capolavoro su punizione di Campanella e poi col grandissimo gol al volo di Stefano Parlato. Ci fermiamo anche noi per qualche minuto, restando in collegamento dal Boncore e dunque spazio per le nostre immagini dai vari campi targati sportivi. A tra poco. È un nodo intrecciato da provare a sciogliere quello di oggi tra Leonfortese e Cus Palermo, biancoverdi che cercano la seconda vittoria consecutiva in casa per allontanarsi il più possibile dalle zone buie della classifica. Chi vuole a tutti i costi riemergerne è invece il Cus, riballo che può diventare buono per il numero 11. Poi è sfortunato, allora Meta calcia da lontano Di Salvo in 2 tempi mentre il periodo natalizio. Attenzione qui a Meta, ottimo lavoro dal numero 7 che poi calcia, simile alla conclusione di prima di Piuca. La palla è buona per Sheriff, punta Nuccio, ce l'ha sul destro, rientra, una finta ottima, calcia di punta, trova Melissano. Nuccio, ottima la sterzata, ce l'ha sul piede meno educato. Palla buona per Meta, dentro da Lentini, lo stop è buono, Lentini calcia addosso a un avversario e poi arriva Di Salvo. Si allarga tutto solo Sheriff, Mustacciolo va in porta, Melissano la blocca. Attenzione anche al mancino di Alessio Scozzari. Va Mustacciolo, ancora Niang per Di Perna. Centralmente a cercare Caputa, buona la giocata, Caputa si gira, va giù, tutto regolare. Va da Lentini, sterza ancora, cross morbido sul secondo palo, cervello, arriva Nuccio, sto palo indietro, dribbling, dentro, palla deviata Parisi, disegna una traiettoria poco fuori all'area Parisi. In 5 dentro, parte il cross morbido per la testa di Meta. Tanto campo che il 2 decide di andare con il lancio lungo a cercare Caputa che salta il portiere, Caputa dentro, c'è una deviazione, c'è calcio d'angolo, battuta adesso Girgenti, si ferma, cross basso, calcio di rigore per la Leonfortese, fischia l'arbitro, parte Meta, parata di Salvo, battuto malissimo il calcio di rigore. Buona la palla per Nuccio ancora, che galoppa, diventerà il cross, lo fa partire, c'era l'idea, poi Danca si appoggia su Girgenti
gira il destro, va Girgenti, il cross è buono, non esce bene il portiere, calcio d'angolo, ma non c'è più tempo, è 0-0 il finale. Si fermano reciprocamente Leonfortese e Cus. Il Lascari Cefalù non si vuole fermare e al Santa Barbara ospita un San Fratello che ha disperato bisogno di punti per tenersi lontano dalla zona rossa della classifica, ma davanti a un pubblico come sempre molto presente. Allo stadio di Cefalù si comincia con il San Fratello che ha un ottimo inizio e qui ci prova con Ditale, ma trova l'intervento di Fiducia dopo pochi secondi dall'inizio della partita. Al terzo minuto poi ancora praticò sulla sinistra, cerca di andare via, riesce anche a saltare un avversario, a mettere in mezzo il pallone, non allontana bene la difesa dell'Ascari. Poi c'è questa conclusione da parte di Jadama che si perde sul fondo, poi sale di colpi la squadra di Mister Grimaudo che si porta al 9° minuto in area di rigore e c'è un calcio di rigore, intervento su Moccero, l'arbitro non ha dubbi, assegna la massima punizione alla squadra in maglia bianca. Dal dischetto si presenta Sferruzza, rincorsa come al solito lunga, che trova poi il colpo perfetto alla sinistra del portiere Inferrera. Passa in vantaggio il Lascari Cefalù dopo aver tremato nei primissimi istanti di partita e da lì in poi sarà quasi un monologo della squadra cefaludese che poi continua ad attaccare, prende le misure all'avversario. Minuto 23 ancora la collaborazione, la combinazione tra Moccero e Sferruzza, conclusione sporca, deviata, che finisce in calcio d'angolo. Proprio dal corner seguente la palla rimane in area, c'è un tentativo di sforbiciata, poi Sferruzza col sinistro la respinta sul primo palo da parte di Inferrera. In calcio d'angolo, superata la mezz'ora, insiste ancora il Lascari Cefalù con questo cross da sinistra di Ventura, il colpo di testa di Moccero, palla che si perde sopra la traversa. Si riaffaccia in avanti la squadra nero-verde con questo pallone gettato verso l'area di rigore. Jadama controlla, calcia col destro, difende bene il primo palo anche Fiducia che manda la sfera in calcio d'angolo. Poi l'ultimo squillo del primo tempo è del Lascari Cefalù ed è una grande palla gol che arriva sulla testa di Ninni Portera, bravissimo, distinto puro Inferrera a mettere la palla fuori. Poi rimane a terra un difensore del San Fratello, ma con le immagini dopo questo tentativo ribattuto passiamo al secondo tempo, a questa grande opportunità dopo 10 minuti per il Lascari Cefalù con la palla che si perde fuori, ma attenzione qui all'opportunità per Moccero che riesce a liberarsi, calcia col sinistro, colpisce in pieno il palo, chance gigante per il 2-0 dell'Ascari. 2-0 che però arriverà un minuto dopo, rimessa con le mani di Ventura, palla che arriva in area ancora per Danny Moccero che la gira col destro, gran gol dell'attaccante dell'Ascari Cefalù, ancora bersaglio al Santa Barbara e garantisce 2 lunghezze di vantaggio alla squadra di mister Claudio Grimaudo. E adesso si gioca sul velluto perché il San Fratello di fatto non ha più le energie per attaccare, allora c'è spazio per questa grande giocata di Fazio che con il tiro a giro alle insigne sfiora il palo alla sinistra di Inferrera. Ultima occasione, minuto 88 sempre per la squadra di casa, la palla arriva sulla sinistra dove c'è Di Peri, la conclusione dell'ex Marineo e Misilmeri bloccata da Inferrera, ma si chiude qui il match. Altra vittoria per il Lascari Cefalù che continua la sua rincorsa verso il secondo posto che adesso è sempre più vicino. E da Sportisti per il momento è tutto, alla prossima! Amici di Sportisti, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al Pala Don Bosco di Palermo e Villaurea Ecosystem Lamezia, giornata numero 19 del girone H di Serie B. La vittoria di Casali ha rilanciato la squadra allenata da Gallo. Subito la prima conclusione con il pallone che finisce sul fondo, provata da Gervasi, battuta in mezzo con la respinta, poi la conclusione alta di Mantuano. Si muove intanto Giannusa, poi calcia la risposta lì in area. Partita che rappresenta l'anticipo di questa 19ª giornata. Conclusione di Celestini, 1-0 dell'Ecosystem con la botta da fuori di Celestini, 1-0. Il secondo consecutivo dopo quello al Messina. Sale ancora l'Ecosystem con l'angolazione
provata da Caffarelli. Celestino un po' di spazio, la piazza, Gervasi in mezzo, esce Di Maria. Conclusione da fuori, il portiere dell'Ecosystem. Pallone basso, c'è il tiro di Abisso, ancora rotella, ripartono i calabresi con i celestini. Il pallone per Gervasi, c'è il tiro anche da parte sua. Pallone basso, Gervasi sfiora il palo. Badalamenti cerca il tunnel, ci riesce su Caminero, rimpallo vincente, ha fatto tutto Badalamenti. Gagliardi col sinistro deviato. Giannusa avanti in mezzo, risponde Rotella, poi c'è il tiro e il gol di Cassata. Il gol del Villauria che pareggia i conti con Cassata dopo la risposta col piede da parte di Rotella. Adesso Giannusa attaccato un po' troppo tardi forse per rifugiarsi, infatti il pallone arriva dai celestini che calcia su Di Maria. Giampa si ferma, poi il pallone viene ricevuto da Deodato, mette in mezzo Giampa. Giannusa riesce il passaggio, Giampa tocca il passaggio alla fine per Mantuano, davanti Di Maria che tocca il pallone di Cipolla, resta lì ancora e il tentativo di Mantuano. La pressione di Simone, Giannusa in mezzo, risponde Rotella, il pallone entra 2-2 per il Villauria, il gol del bomber Giannusa. Battuta dietro di Simone, evita Gervasi da Caminero, ha rischiato un po' Caminero da fuori. Deodato in mezzo dai celestini quasi, occhio perché non c'è il portiere per l'Ecosystem. Giannusa, Mantuano lo fa lui, proprio lui che ha sostituito Rotella come quinto libero, proprio Mantuano adesso ad avanzare con il tiro. In questo finale senza il portiere Giannusa, cost to cost con gli avversari. Celestini, ultima azione, calcio da fuori Celestini, basso per Di Maria, è ormai finita, un secondo, spazza via Giannusa, ufficiale 2-2 tra Villauria ed Ecosystem Lamezia. Che partita! Entriamo dal campo sportivo Boncore di Palermo, secondo tempo di Monreale Parmonval. Il primo tempo, se il secondo tempo sarà bello almeno la metà di quanto è stato il primo, e allora prepariamoci ad altri 45 minuti di grande divertimento da una parte e dall'altra, con due squadre già pronte da qualche minuto al centro del campo. Anton, ci può usare perché Anton, che c'è lei Con il Monreale pronto a battere il calcio di ripresa del gioco. Non ci sono state novità tra i 22 in campo, stessi giocatori che hanno concluso e iniziato ovviamente la prima frazione di gioco, con subito una palla recuperata dalla Parmonval. Chiude per un fallo laterale il Randazzo, allora formazioni con Parmonval che conferma, e anche il Monreale che conferma il suo 3-4-1-2 con Cannella in porta, linea difensiva con Follari e Gioima fuori da Braccetti, il centrale è Davì, sugli esterni a destra De Cofano, a sinistra Parlato, centrali Carlino e Randazzo, sulla tre quarti Campanella, davanti il duo composto da Costantino e Seidita, tanto fallo di Gioima, calcio di punizione con invece la Parmonval che risponde con Brocco in porta, linea difensiva composta da Chifari a destra, Sanalitro a sinistra, i centrali Procida e Fiore. In mezzo al campo trovano spazio Calò con Favata e Russo, mentre intanto attenzione qui alla scorribanda sulla destra, chiusura su Costantino, calcio di punizione dal limite dell'area di rigore. Qui i giocatori della
Monreale che rimangono a terra, capannello di giocatori della Parmonval invece attorno al direttore di gara, completo la formazione della Parmonval, anzi la ricominciamo. Con Brocco in porta, linea difensiva con Chifari a destra, Sanalitro a sinistra, Fiore e Procida centrali, Calò con Favata e Russo a comporre la cerniera in mezzo al campo insieme a Mutolo. In avanti il tandem composto dall'Abate e Molinini. Calcio di punizione. Ricordo anche le panchine, già che ci siamo. Ci sono Rancatore, Cristofalo, Gulino, Francesco Parlato, Barcellona, Greco, Gabriele Brocco e Parrinello per il Monreale. Dall'altra parte in panchina Liga, Aprile, Scardina, Riccobono, Russo e Di Gregorio. Calcio di punizione. Sulla palla ancora Campanella che vuole concedere quello che sarebbe un meraviglioso bis di quanto si è visto nel primo tempo. C'è il fischio, il tocco ancora per Campanella e colpisce in pieno il muro. Ancora il numero 10 De Cofano, nuovamente Campanella, ancora la palla sul sinistro, altra ribattuta, poi Seidita in posizione regolare, calcia Seidita, colpisce il palo ma l'arbitro con un po' di ritardo e secondo me anche commettendo un errore fischia il fuorigioco. La battuta di Brocco, allontana David, poi Mutolo in avanti, ancora David in anticipo, alza il campanile dalle parti di Follari, anticipato ancora David ad allontanare, la palla rimbalza davanti a Chifari che poi stacca di testa, Calò allarga ancora per Chifari, gioca in avanti il numero 3 della Parmonval che scende, mette al centro, c'è la ribattuta, poi Calò in area di rigore, Follari allontana. Peraltro la palla messa in mezzo sul secondo palo, c'è Chifari che ripropone in mezzo, non riesce, nel tap-in l'Abate che era messo male col corpo, addirittura a spalle alla porta. E anziché dirigerla verso i pali avversari ha di fatto spazzato l'area. Qui intanto colpo di testa con l'arbitro che fischia contro l'Abate. Follari qualche metro davanti a sé, batte lungo, respinto dall'intervento di Molinini. Qui intanto Seidita, rimpallo che lo favorisce, può avanzare Parlato, messo fuori da Calò, si continua a giocare, un po' troppo affollato il bordocampo. Qui intanto Carlino alza questa palla in avanti, Brocco salta e la fa su. Battuta lunga del portiere della Parmonval, palla che cade dalle parti di Molinini e arriva direttamente dal dirimpettaio di Brocco, ovvero sia da Cannella. La battuta lunga intanto verso Seidita che fa sponda, palla allontanata in qualche modo da Chifari, poi Carlino, ancora Parmonval che recupera con Calò. L'avanzata dell'autore del primo gol della partita che serve poi sulla destra all'Abate. L'Abate evita un avversario, poi passa al centro, c'è Favata che tocca, serie di batti e ribatti, allontana la difesa del Monreale, poi Mutolo, tocco per Calò che prova ad involarsi, Giaimo si mette davanti, l'arbitro lo premia con il calcio di punizione. Ordinata ancora una volta la prestazione di Vincenzo Giaimo, ancora una volta proposto come terzo a sinistra nella difesa di mister Di Gaetano, quello che è stato un passaggio graduale dal 4-3-3 al 3-4-3, oggi divenuto 3-4-1-2 con l'allargamento di Parlato in fascia e con la presenza tra le linee di Campanella. Mentre c'è adesso un altro fallo laterale per il Monreale, sempre
davanti alla panchina di mister Bellingardo. Intanto qualche piccola e timida protesta da parte della panchina ospite. Colpo di testa da parte di De Cofano, poi allontanato il pallone verso Costantino. Seidita lo protegge ancora una volta molto bene. Il servizio sulla destra. Con l'avanzata di De Cofano, il cross che sorvola l'area di rigore, sorvola la traversa, palla fuori. Prima iniziativa di un certo spessore su quella corsia da parte di De Cofano. E battuta di Brocco, prova a prolungarla Russo, dove c'è Follari che deve solo incaricarsi di far scorrere la sfera. Poi rimette in gioco con le mani verso De Cofano, che viene anticipato. Quel controllo di Labate che incespica sul pallone, lancio per Seidita anticipato molto bene da Procida, poi a vuoto Russo, Follari perde l'equilibrio, poi vince il rimpallo, alla fine Calò, Mutolò allarga dove non ci sono compagni, c'è solo De Cofano che prova a far viaggiare Campanella, chiuso con energia in fallo laterale da Sanalitro. È rimessa per Randazzo, a lungo con le mani a cercare De Cofano che la tiene in campo di testa, interviene poi Procida, altra rimessa, questa volta decisamente più in posizione avanzata per il Monreale, con Follari che se ne va ad incaricare. Cercherà probabilmente l'area, sono tutti sul primo palo per i giocatori del Monreale. Si va da Seidita, colpo di testa di Procida, poi arriva dal nulla Randazzo. Follari cerca il tiro, traversa, la palla diventa buona per Lato, rimonta completata dal Monreale nel segno di Stefano Parlato, che va ad esultare con i suoi compagni. Un gol pesantissimo da parte del numero 8, doppietta di Stefano Parlato, il gol del 3-2. Intanto cambi per la Parmonval, escono Russo e Favata. È entrato con la maglia numero 19 Aprile. In realtà è uscito soltanto Favata, è entrato Aprile, Russo non è uscito, sembrava in procinto di lasciare il campo. Intanto però è cambiato il punteggio al Boncore per la prima volta dall'inizio della partita. È il Monreale a condurre. Tanto pallone allontanato dalla retroguardia del Monreale in fallo laterale. Saranno 35 minuti più recupero in cui la Parmonval cercherà di riaprire la partita. C'è un fischio in favore di Calò e calcio di punizione conseguente per la Parmonval. La battuta del calcio di punizione, la palla che spiove sul secondo palo, a vuoto
capisco che ci sono i bambini, capisco, però non capisco. Tentativo. Non capisco. Il Morele che ha già rimesso in gioco il pallone, rischioso questo retropassaggio per Davi, che deve spazzare sull'arrivo di Molinini. Poi Davi, sempre di testa. Carlino anticipato, conclusione, blocca Cannella sul tentativo di Russo. Partita spettacolare fin qui, tante azioni da una parte e dall'altra, 5 gol. Intanto a terra 2 giocatori del Monreale. Si è rialzato De Cofano, si sta rialzando Sedita, da capire se il direttore di gara ha fischiato calcio di punizione o semplicemente ha fermato il gioco perché c'era il numero 11 a terra. Ma non c'è nessuno, c'è da Infatti ceramica, così stiamo vincendo, fammi parte. Ma tu c'hai detto, ma non te ne non c'è bisogno di dire come che sia. Intanto chi c'è ma da moderare a parlare. Perché ora non andava a parlare. No, se dici la ora sotto Intanto sicuramente scene poco edificanti sugli spalti del Boncore. Rinviare dal fondo Brocco, battuta non perfetta che arriva direttamente davanti alla sua panchina. Palla rimessa in gioco, prova a passare Russo, poi Calò, lo scambio con l'Abate. Palla che passa ancora dal centro, prova a calciare Calò, la respinta e poi Cannella la blocca in un secondo tempo, subisce anche il fallo di Molinini, calcio di punizione. A posto. C'è cambio per il Monreale, il primo speso da Mister Di Gaetano. Pronto a entrare Parrinello. A terra anche in difficoltà Campanella, che dunque vede terminare dopo un'ora di gioco il suo compito svolto direi in maniera egregia, se non altro per il gol splendido del momentaneo 1-1. Dunque mezz'ora più recupero per Riccardo Parrinello, che ha composto con Costantino l'attacco del Monreale nella gara di andata. Quindi fallo anche piuttosto duro di Chifari, direttore di gara che continua a non estrarre cartellini. Roberto! Problema per Stefano Parlato, colpito duro, terzino della palla.
Punizione di Randazzo, va a bordo campo Stefano Parlato sotto le cure di Marco Parlato. La battuta di Randazzo, secondo palo, vorrà arrivare De Cofano che viene anticipato, poi calcia via Aprile. Follari, altra battuta tesa con Brocco che non la fa uscire, la vuole giocare subito, a fretta, e non potrebbe essere altrimenti il portiere della Parmoval. Palla in avanti, Calò chiuso da Carlino, poi Sanalitro in avanti, colpo di testa a cercare ma non a trovare Molinini, allora può allontanare Giaimo, di testa Mutolo, altro colpo di testa e pallone riconquistato da Sanalitro. Arriva Carlino, forse colpito duro Mutolo, prova a passare, lo ferma Randazzo, solita grande prova di grande energia da parte del numero 4 del Monreale, rimessa Parmoval. Rimessa Parmoval per Chifari, lungolinea a cercare e a trovare l'Abate e poi viene fermato. Parrinello resiste al primo contrasto, poi cerca la palla sulla corsa per Seidita, esce fuori dalla sua area di rigore, Brocco, fallo laterale. Rimessa per Giaimo, cerca Parrinello che prolunga di testa, cerca Seidita, la chiusura però da parte di Fiore, poi Mutolo alza questo pallone sul lato sinistro dove c'è però l'intervento da parte di Randazzo che lotta ancora con Aprile alla meglio, poi De Cofano si lotta davanti alla panchina del Monreale, entrataccia qui ai danni di Randazzo, direttore di gara che ancora una volta soprassiede e non assegna cartellini. Qui fallo abbastanza duro in ritardo su Randazzo, se non ho visto male da parte di Aprile, e poi anche un po' di storie tese con Follari. E qui è la qui sono i giocatori della Parmoval a protestare, anche se va detto fallo c'è, anche molto ruvido, magari non cattivo ma sanzionabile con il cartellino. Resta sulla sua linea il direttore di gara che comunque ha segnato la punizione in favore del Monreale davanti alla panchina di mister Di Gaetano. Punizione di De Cofano verso l'area di rigore, palla che viene rimpallata, il tentativo da parte di Costantino che si gira, viene fermato però. Prova a ripartire adesso il Parmoval, ma c'è il colpo di testa di Giaimo ad allontanare. Ricicla il pallone Calò, lo allontana Follari dalle parti di Parlato. Il lancio verso Seidita che corre, ma corre in ritardo. Allora la meglio Brocco. Palla messa fuori. Fallo laterale per il Monreale, per la Parmoval. Con Sanalitro che è pronto a rimettere in gioco. Follari in qualche modo, poi Calò fermato. Davi che allontana, palla per Seidita in posizione regolare. Avanza Seidita che però controlla male e rimessa allora. Scinne, Seidita, scinne, aiuta, aiuta. Rimessa per il Monreale, 24 più recupero. Qui alla porta Seidita, messo giù, si gioca. Prova a correre Russo, viene fermato però. Poi si lotta ancora, al limite dell'area Carlino, poi spazza via la difesa. Costantino.
La corsa, l'intervento di Sanalitro. Esci i cartellini! Calcio di punizione. Ma che cazzo è? Oh! Minchia, 50 pallone, minchia, oh! Ora diventa più cattiva, quindi a cercare di farla caimare. Calcio di punizione dunque. Con la battuta verso la porta. Blocco. Brock. Batte lungo Brock. In testa Jaime. Poi Sanalitro allontana dove c'è il solito David. Chifari va lungo. Calcia lontano Jaimo. Colpo di testa, è un continuo batti e ribatti. Adesso prova a mettere giù il pallone e la batte. La batte, si gira, la gioca in avanti. Poi la palla passa dove c'è Cannella. Prova a prendersi quanto più tempo possibile Cannella, che nel primo tempo si è reso protagonista sul 2-1 di una splendida parata sul colpo di testa di Labate. Parata che alla lunga risulta decisiva per come sta andando la partita e per come è girata la partita, con i 2 gol di Parlato. Intanto palla lunga, non riesce a controllare Molinini, che poi insegue Follari, il rinvio a campanile del capitano della Monreale. De Cofano la gioca in avanti, sponda di Costantino, ottima per Parrinello che può prendere campo. Il servizio per Costantino che cerca di buttarsi nello spazio, lo chiude Procida, che poi calcia anche lontano ma non a sufficienza. Vuoto qui Randazzo, per la gioca Carlino dove c'è Sedita, esce Brocco ma lo anticipa Chifari. Dai, gioca! Pallone con noi! Rimessa Chifari, interviene poi Carlino dove c'è Parrinello, il quale è in fuorigioco. Aiuta! È dietro! Oh, è dietro! È ancora dietro! Invio di Brocco, a vuoto tutti, arriva Molinini, poi Aprile in avanti, chiude bene la difesa del Monreale che però concede fallo laterale davanti alla panchina di Bellingardo. 20 più recupero da giocare, è partita ancora più aperta che mai. Interviene Follari, poi Aprile fermato, rilancia Sanalitro, controllo da parte di Calopè, spazza Follari. Per una rimessa che verrà eseguita da Fiore, anzi no, arriva Chifari. Battuta lunga di testa, il solito Jaimo. Interviene De Cofano, poi alza il campanile Carlino alla ricerca di Sedita, leggera trattenuta qui su di lui. Poi Parrinello controlla, calcia, ribattuto. Qui ottima la chiusura di Follari, ma la palla è ancora per Aprile. Arriva Davi in uscita sull'Abate, mette in fallo laterale. Non si muove nulla sulle due panchine, anche se in realtà a breve probabilmente un cambio nella Parmonval. È rimessa con Sanalitro che mette dentro, Davi come al solito di testa. Poi lo scarico ancora per Sanalitro, cross ribattuto in pieno dallo stomaco di De Cofano.
Qui la rimessa, palla dentro, colpo di testa, poi prolunga ancora, conclusione alle stelle di Aprile. Quanto? 26 minuti. A me passa troppo. Non è che te ne va, minchia, Può rinviare Cannella. La battuta prolunga Costantino alla ricerca di Seita che si butta come sempre nello spazio, chiude Chifari che alza questo campanile verso la tre quarti, di testa in qualche modo Parrinello, l'arbitro fischia contro di lui. Oh, dietro! C'è la battuta di Brocco con la battuta lunga verso l'area, non tocca nessuno, si riparte dal fondo. 28 minuti e 20 secondi, cambio nel Monreale, l'ingresso di Luigi Greco. Esce Parlato, autore della doppietta che fin qui sta decidendo la partita. Dall'altra parte va fuori Mutolo. Al suo posto con la maglia numero 14 Scardina. Allora alza un po' il tasso tecnico e di pericolosità alla sua squadra. Scardina che si va a piazzare sull'esterno con Molinini che passa centrale, di fatto diventa quasi un 4-2-3-1 quello della Parmonval, perché adesso Calò gioca un po' più avanti sulla tre quarti in posizione centrale, sugli esterni Molinini e Scardina, di punta gioca l'Abate. È una squadra adesso più a trazione anteriore, alla ricerca quantomeno del pari, con 15 minuti e mezzo, qualcosina in più prima del 90esimo. Tanto la battuta e la punizione, Cannella in due tempi. Batte lungo il portiere del Monreale, di testa Calò, poi prova ad arrivare Randazzo che arriva in qualche modo, riesce anche a portare via il pallone a Molinini, ma alimenta l'azione Russo. Aprile può avanzare, Aprile mette in mezzo il pallone, Davi come sempre, poi altra palla giocata in avanti a Sanalitro, colpo di testa, spalle alla porta di Molinini, Randazzo in spaccata, poi Parrinello la controlla, la riesce a giocare per i due centrali dove c'è Carlino. Chiusura da parte di Procida, poi ancora Carlino prova a premiare la corsa di Greco che viene però fermato, spazza via Fiore e poi l'arbitro fischia contro Folla, ripunizione Parmon. La battuta in avanti, il controllo che non riesce ad Aprile. Tanto la battuta con la palla che rimane in area di rigore, spalla alla porta, la batte dove c'è solo Cannella però che la prende e la fa sua. perché c'era un po' di ammonizione.
Tanto De Cofano è a bordo campo, non arriva ancora l'ok per farlo rientrare sul terreno di gioco. Controllo di Greco. Greco prova a liberarsi ma alla fine perde il pallone. Calò, si lotta ancora, nuovamente Calò sul pallone e l'arbitro alla fine fischia punizione in favore del Parmonval. C'è un cambio pronto. C'è l'uscita proprio di De Cofano. Al suo posto Francesco Parlato chiude un po' la sua squadra. Probabilmente passa alla difesa a 4. La battuta della punizione, la palla in mezzo, il salvataggio di Cannella e poi la palla che rimane fuori. Paratone ancora di Cannella. Qui intanto palla che passa, ancora Parmonval in fase d'attacco, di testa Davi. Poi Chifari, tocca ma non recupera, allora Seidita. Avanza, riesce a tenere il pallone, Randazzo inseguito ancora da Chifari, Parrinello. Scontro con Sanalitro, poi ancora Chifari che ha attraversato tutto il campo. E punizione, fallo su Parrinello. 11 più recupero, da capire anche a quanto potrebbe ammontare il recupero, visto che comunque c'è stata qualche interruzione, c'è stato anche qualche cambio da una parte e dall'altra. Partita che è un po' calata di intensità e anche di numero di occasioni da una parte e dall'altra. L'ultima l'abbiamo vista prima con la gran parata di Cannella. Gli sviluppi della palla inattiva. Battuta di Randazzo, palla che non arriva neanche in area per l'intervento di Calò. Poi Carlini. Seidita, la prolunga male, era da solo, poteva metterla giù. Davi. Palla che scorre veloce, Procida la mette giù e la calcia. Aprile. Lancio in avanti, Follari. Controllo col petto. Cerca di passare, poi Carlino allarga su Parrinello che si è defilato per prendersi il pallone. La finta di Parrinello. Passa anche sul primo contrasto, poi tocco per Randazzo che può andare al cross. Eccolo il cross, un po' arretrato. Seidita, controllo, il dribbling Seidita, tiro respinto. Ancora Seidita, la palla che può arrivare per Costantino, ma allunga i tentacoli sul pallone Brocco e tiene a galla i suoi. Intervento di Giaimo, Seidita. Mette giù e serve Parrinello, si butta nello spazio Randazzo, la palla è per lui, Randazzo commette fallo su Procida. Brocco calcia lungo su questa punizione, Randazzo in qualche modo sfiora, poi di testa Molinini. Aprile al tiro, palla fuori.
Qui sbaglia la battuta della punizione Randazzo, palla fuori, sprecato un'opportunità anche per tenere palla, anche per cercare di rallentare un po' il ritmo, anche se la Parma vuole di rallentare il ritmo non ne ha ovviamente voglia, anche magari ricorrendo a dei falli per cercare di recuperare il pallone. Russo, battuta in profondità, esce Cannella sui piedi di Scardina, ancora non è riuscito a imprimere il suo marchio, lo sgusciante esterno di mister Bellingardo, mentre va a lungo al rinvio Cannella, sponda di Costantino, prova a correre Parrinello che parte con un attimo di ritardo, infatti non riesce ad arrivare sulla sfera. Rimessa per Sanalitro, 7 minuti più recupero alla fine, fallo, spalle alla porta, commesso in maniera un po' ingenua qui da Francesco Parlato, anche perché fa guadagnare metri alla Parmonval. Intanto colpo di testa di Molinini, poi allontana Jaimo, pallone che rimane però in zona pericolosa per il Monreale, riesce ad allontanare la difesa, poi Parrinello la tiene in campo, attenzione perché si può involare Parrinello, sono in 3, la palla che arriva a Randazzo, a tu per tu con Brocco che esce bene, poi Seidita, la porta è vuota, Seidita 4-2 e il Monreale forse effettua la fuga decisiva con la rete di Totò Seidita, esplode il pubblico presente al Boncore perché è portato sul 4-2 adesso il Monreale. E qui premiato lo scatto, la voglia di andarsi a prendere il pallone e di essere protagonista da parte di Parrinello, che si è andato a prendere questa palla quando forse nessuno credeva di salvarla, e invece non solo l'ha salvata ma ha creato i presupposti. Dunque quando mancano 5 minuti più recupero cambia ancora il punteggio al Boncore, ma è un cambio di punteggio dolcissimo per il Monreale, che adesso ha margine, ha 2 gol di vantaggio, 5 più recupero, vedremo anche a quanto ammonterà. Extra time qui al Boncore, allontana Davi, poi la palla rimane buona in area, allontanata ancora, questa volta da Jaimo. Poi colpo di testa di Chifari, fallo laterale per la squadra di casa. Rimessa, prova a sbracciare un po' Greco, poi Seidita, la tiene, la difende e poi la gira su Randazzo che può avanzare. Randazzo allarga su Parrinello. Parrinello cerca la porta, esce di un nulla la conclusione di Riccardo Parrinello, giocatore al quale basta veramente un lampo per accendersi. Pecca di continuità, pecca di costanza, ma un giocatore dal talento cristallino. Qui intanto tocca Randazzo, rimessa per la Parmonval che ci crede, vuole lasciare il campo con l'onore delle armi, del resto come richiede un big match, come richiede uno scontro diretto. Intanto c'è a terra Randazzo. E poi l'arbitro fischia calcio di punizione in favore della Parmonval al limite dell'area di rigore. Una presunta spinta su Molinini, punita con la punizione. Mentre a terra c'è ancora Randazzo nello scontro aereo precedente al fallo fischiato in favore della Parmonval.
anzi, e tu ti chiedi fanno giocare Punizione dunque. se ci darà fuori C'è la battuta direttamente sulla barriera, però attacco ancora vivo. Conclusione sul fondo. Ed esultano i presenti, ovviamente tifano Monreale, perché questo è un tentativo disinnescato dalla difesa di casa, ma anche tempo che se ne va. Intanto, a proposito di chi se ne va, lascia il campo Costantino, nessun gol, ma tanto sacrificio per lui. Entra a Barcellona per andare a rinfoltire il centrocampo. 1 minuto e 15 più recupero. Battuta qui con la palla che arriva direttamente da Brocco. no, è uscito mio figlio, è uscito lui, non ci poteva alzare. Intanto occhio alla palla che rimane in area di rigore ed entra in rete. Segna la Parmonval che a 40 secondi dalla fine riapre la partita 4-3. Il gol che, se non ho visto male, porta la firma di Aprile. Intanto cambia Bellingardo, va fuori Sanalitro. Al suo posto entra Riccobono. Riprende il gioco con il fallo di Greco. La battuta di Brocco, più lontano che può, a cercare l'area avversaria. Aprile fermato, poi lotta Greco, pallone lanciato in avanti verso Seidita che può arrivare. Seidita a contrasto, arriva Greco che fa sportellate con un avversario. Greco calcia, pallone fuori, semplice rinvio dal fondo per la Parmonval. Colpo di testa da parte di Davi che scappa all'indietro per andare a difendere. Di testa anche Follari, poi pallone messo giù, rilancio Seidita, controllo, tentativo di girata, chiude però Procida senza commettere fallo secondo l'arbitro. Allora attacca la Parmonval a testa bassa, anche se qui riesce a chiudere per un attimo la difesa del Monreale, sempre con Follari. Poi Aprile calcia in avanti verso l'area di rigore, Davi di testa, poi arriva la chiusura di Carlino, chiedono un fallo di mano anche se non sembrava. I giocatori della Parmonval, poi fallo e calcio di punizione, fallo di Riccobono appena entrato. Attenzione, un po' di tensione al limite dell'area di rigore, con Fiore che va a muso duro su Greco. Capannello ancora di giocatori della Parmonval attorno al direttore di gara. Qui Greco aveva conquistato calcio di punizione. Qui Aprile ancora.
qui richiamato Greco, il direttore di gara che sembra avere un giallo in mano, richiamati Aprile e Greco. Ne ha cartelli. No, perché te sarà pascicato. Questa è un'espulsione. Questa è un'espulsione. È arrivata a doppia espulsione. Aprile e Greco sotto la doccia. Anche Greco espulso, quindi Vai Luigi! Luigi! 10 contro 10 in questo finale, gioco fermo da Vai, non sbagliato, va. un paio di minuti. Greco finisce. Tutto fermo da almeno un paio di minuti. Direttore di gara che ha preso la decisione di espellere entrambi i giocatori, intanto palla persa. Pure tu, doccia, dai. Pure tu, doccia. No, io poi andare in doppio, doccia, pure tu. Tanto riprende il gioco. Pallone prolungato da Molinini, poi cercata l'area di rigore, allontana Carlino. Poi la giocata di Riccobono in avanti. Colpo di testa ancora di Davi. Riccobono, altro rilancio, colpo di testa da parte di Labate, allontana ancora la difesa del Monreale, c'è poi un fallo commesso da Russo, punizione, può respirare il Monreale, siamo già 5 minuti, oltre il 90esimo. Conti alla mano, se il direttore di gara ha realmente dato 3 minuti si dovrebbe giocare almeno per un altro, vista l'interruzione. Cannella al rinvio. Parrinello vince il rimpallo con Chifari, poi il Russo fermato fallosamente da Landazzo, deve correre all'indietro. Il Monreale, qui Parrinello forse si gioca un jolly importantissimo. Intanto siamo già a 6 minuti oltre il 90esimo. La battuta di Brocco verso l'area di rigore, sale poi oltre il centrocampo il portiere della Parma con la mentre Ciobatti, ribatti, calcio di punizione dal limite per la Parma, un tocco con il braccio e attenzione perché finisce col brivido questo scontro diretto, con Brocco che rimane lì nonostante forse gli venga intimato di tornare indietro. Calcio di punizione, partita che non finisce mai, 7 minuti oltre il 90esimo. In tutto ciò ricordiamo che c'è anche il risultato osserva con interesse, perché ricordiamo che attualmente prima del fischio d'inizio risultano San Lorenzo avanti a entrambe. È chiaro che deve ancora osservare turni di riposo la squadra di Maiocco, ma I primi bikini.
Oh, non fa un TS parla. Si afferra a Moschetto. E occhio a questo calcio di punizione allora sul pallone russo che ha già colpito nel primo tempo. Se ne va anche Scardina, quindi tutto sul piede sinistro del numero 4 della Parmonval. È un gioco ancora fermo, penso che su questa punizione l'arbitro fischierà la fine, ma prima va battuto il piazzato. Cinque uomini in barriera per Cannella. C'è il fischio, la battuta di Russo sopra la traversa e basta così per il direttore di gara. Vince il Monreale 4-3 sulla Parmonval, una partita incredibile qui al Boncore. Il Monreale stacca forse definitivamente la Parmonval a +6 con una partita giocata in più, per carità, ma sempre un +6 in classifica, e si stacca forse definitivamente dalla corsa per il titolo, dalla corsa per il primo posto. La squadra di Bellingardo, che ha giocato una partita di grande intensità, di grande livello, al pari di quella di Di Gaetano, che però ha messo qualcosa in più nel secondo tempo, ha portato a casa un successo fondamentale, e vedremo adesso come andranno le cose nelle ultime 5 intensissime giornate. Qui gli applausi meritati per la Parmonval, che ha giocato un grande match, è stato 2 volte in vantaggio, poi ha anche riaperto con grande cuore la partita, ma adesso la scena è tutta per i ragazzi di mister Di Gaetano. Giustamente aspettano di far uscire gli avversari e comunque lasciano il terreno del Boncore con l'onore delle armi. E adesso è il turno del Monreale, che esulta davanti agli spettatori del Boncore. Chiudiamo qui il collegamento. Il giornalista di Blasi